Bene, eccoci insieme anche oggi. Abbiamo il piacere di avere con noi Stefania Doi Mozilio, collega, conduttrice televisiva fra le altre cose, autrice, in questo caso qua in veste di scrittrice, perché ha scritto questo libro Cuore in trappola, edito da Albatros. È un libro che tratta un tema d'attualità, quello della violenza psicologica all'interno delle mura domestiche. E leggo dalla quarta di copertina: Anna è una donna libera che, arrivata all'età in cui molte sue coetanee mettono su famiglia, comincia a soffrire la propria libertà ribattezzando la solitudine. Per questo la sua vita viene letteralmente stravolta dall'incontro con Davide. Non è però un vortice a trascinarla, nessuna forza magnetica a cui non riesce a opporre resistenza. Davide la conquista lentamente, piccoli sorsi di una pozione amara ma potente che crea dipendenza. Detta così, una volta questo non si sarebbe chiamato corteggiamento, non lo so. Cioè, Tanto grazie. Una volta aveva un lieto fine, qua no. Allora, intanto ti ringrazio Fabrizio per avermi ospitato. Certo, sì, è un lieto fine, forse con le regole di un tempo, quelle cavalleresche. Oggi una donna che arriva ad una certa età, e quando dico certa età non intendo sicuramente non so, l'età d'oro, no? Quella dai 70-80 insomma, ma un'età di una mezza via, una cinquantenne, una 45enne, che magari dopo tante esperienze negative arriva ad avere dei fallimenti magari continui su rapporti che incontra, per cui uomini magari che non soddisfano delle esigenze che sono quelle più sentimentali che non quelle del fuoco acceso di quando ci si incontra e ci si innamora, e passati gli anni probabilmente si accontenta del primo che arriva, quello che gli dà quell'attenzione in più. È lì che bisogna mettere il punto della situazione, dove questo diventa chiaramente un vortice, se non gestito da parte della donna, davvero pericoloso. Per quale motivo? Perché la donna in un certo senso si ritrova ad un certo punto a dire, beh, se lui mi ha dato delle attenzioni, qualcosa c'è. Si autoconvince, si crea all'interno della propria mente una serie di congetture personali, di speranze che non sono illusioni, sono poi realtà, cioè si trasformano in realtà. Vede ciò che non vede, ciò che non c'è, vede una realtà tutta sua. Pertanto, in questo rapporto dove lei si lascia andare, perché la donna si lascia molto andare quando sente qualcosa, quando crede di sentire qualcosa, non è più appunto la parte cavalleresca degli anni nostri dove l'uomo che corteggia è un uomo che chiaramente ha degli interessi oltre all'atto puramente sensuale o sessuale, ma è l'uomo che probabilmente invece è un uomo forse quasi odierno, cioè che prova, sperimenta, e nella sperimentazione ci sono donne che cadono in un vortice difficilissimo, che è quello appunto del credere di aver trovato l'uomo della propria vita. La famosa canzone che in amore fugge, vince chi fugge, un po' in questo caso è vero. L'uomo che non si fa trovare, l'uomo che si fa desiderare, l'uomo che comunque ha quell'alone di mistero, crea nella donna invece più terrena, più materna, una sorta di dipendenza. Nel senso che tu vuoi afferrarlo, questo uomo, vuoi capire perché... Ma non fa parte del gioco della vita, cioè voglio dire, fa parte il no grazie non esiste più. Cioè, si arriva fino a un certo punto, perché... Cioè... È lì che scatta la violenza psicologica e la manipolazione, più che violenza psicologica, in questo caso è un po' troppo forte agli inizi. La scatta proprio in questo momento, quando in un rapporto uno dei due, perché non è detto che appunto sia sempre la donna, c'è anche la parte dell'uomo che ogni tanto è vittima di queste situazioni. In questo caso nel libro Cuore in trappola si parla della donna. Appunto stavo dicendo che scatta quel meccanismo che prosegue a goccia dopo goccia, piccoli passi nella giornata, nelle settimane, nel mese, che crea la dipendenza, crea la manipolazione mentale della donna però, cioè l'uomo in questo caso non è il carnefice. Quello che io vorrei far passare è che è la donna stessa a crearsi una gabbia, è la donna stessa a mettersi in trappola. Perché? Perché non è in grado di gestire le emozioni,
perché non è capace di distinguere quando un rapporto non è sano, semplicemente. Il no grazie, cioè se io ti incontro e tu mi dici ci vediamo tra una settimana, quando ci vediamo tra una settimana il nostro rapporto inizia ad avere delle sfumature un po' più complete. Poi passiamo ad un'altra e magari aumentano queste sfumature. Se il gioco non è giocato a carte scoperte da entrambi, cioè io credo che tu ti stia innamorando di me e tu invece stai giocando con me semplicemente, chi si incatena non sei tu che stai facendo semplicemente nulla, cioè stai giocando con la donna che hai trovato, ma è lei stessa che inizia con delle sue congetture mentali a crearsi un vortice di dipendenza. Inizia una sfida con se stessi, una sfida con l'amore, contro l'amore che non è amore logicamente, non si può chiamare tale, ma lei lo vive come tale e inizia a pensare e a farsi 3000, posso dirle seghe mentali? Sì, perché sono queste, dove il perché non mi chiama, perché non mi cerca, e come mai non mi ha chiamato ieri, gli ho mandato un messaggio e non mi ha risposto entro 3 minuti, e allora vuol dire che ha un'altra, e allora vuol dire che non gli interesso. Questa lotta continua di questa donna, la ricerca disperata di essere accolta ed apprezzata, ed è quindi, qui arriviamo all'autostima che logicamente è molto bassa, procura un'ossessione, possiamo chiamarla così. All'inizio viene confusa con l'amore. Io lo amo così tanto che lo cambierò, io lo amo così tanto che prima o poi cadrà nella mia rete dell'amore logicamente all'inizio, perché entrambi sono sono in buona fede, lui nella sua parte e lei nella sua, o il contrario. Poi invece succede qualcosa di disastroso. Succede che la donna inizia a stare male, perché la violenza psicologica nella coppia, quando si innesca il meccanismo, per cui non si parte da un innamoramento, infatti nella quarta di copertina, come hai letto bene tu, non c'è scritto che lei è travolta da quella parte sensuale e sessuale, sai, dell'amore immediato, no? Lei si innamora piano piano. Perché leggendo... Come ci si innamora però, voglio dire... No, ci sono i colpi di fulmine, bravissimo. Ma insomma, la gran parte delle persone si innamorano piano piano, esatto, dalla conoscenza. Ecco, manca, nella violenza psicologica di una coppia, manca la conoscenza. Cioè, cosa accade? Che se c'è il colpo di fulmine, si sa perfettamente che sono due parti che si incontrano. Arriva la scintilla e tutto funziona. Ma se invece io ti porto come dire, ti ammaglio nel tempo attraverso le mie telefonate, piccole gocce di apprezzamento. Ma perché è un difetto? Cioè, faceva parte del difetto... fascino del rapporto fra due persone, ma perché tutto sta diventando così complicato? Diventa complicato nel momento in cui non sono dichiarate le intenzioni, cioè se io dichiaro a te che sono innamorata di te e tu mi dici ok, e mi dai una speranza che questo diventi un rapporto serio, partiamo sempre dal presupposto che la donna cerca il rapporto serio, non la scappatella, se no non ci sarebbe libro, ok, sì, non ci sarebbe storia, intendo dire, libro e storia, sì, cioè, sono partita da questa cosa. Si poteva scrivere qualcos'altro. Si poteva scrivere qualcos'altro, bravo. Ecco, ma se gli intenti non sono espressi, cioè quando gli intenti non sono espressi o sono espressi malamente con una malafede, è lì che scatta la paura, è lì che scatta il rapporto malato, dove lei cerca conferme su una dichiarazione che gli è stata data, cioè ok, stiamo insieme. Ah, ok, allora il patto è io e te abbiamo una relazione sana agli occhi di tutti. Ma se in questa relazione tu mi fai impazzire perché non ci sei, non vuoi conoscere mamma, papà, amici, parenti, non mi porti fuori a cena, mi fai del male, mi insulti, allora, è lì che poi scatta la violenza. Cioè, allora, tutta la prima parte, francamente, secondo me ci sta in un rapporto. Sì, se sono due persone sane, sì. Sì, appunto. Poi, ovviamente, non bisogna mai finire nella violenza, ci mancherebbe nell'insulto. Non voglio dire questo. Ma mi pare che in questo momento voi scrittrici stiate talmente vivisezionando il rapporto nel bene e purtroppo spesso anche nel male, che alla fine però perde tutto il fascino.
Allora, sono d'accordo. È un gioco anche. È un gioco, assolutamente è un gioco, ma il gioco diventa pericoloso se non sai giocare. Cioè tu non puoi giocare con un falsario, cioè non puoi giocare con uno che praticamente viola le regole del gioco. I bari esistono, si ribalta il tavolo. Bravissimo, se tu sei in grado di scoprirlo sei bravissimo, per cui che cosa fai? Non fai altro che respingere al mittente l'accoglienza. Se invece tu non sei bravo, perché magari sei fragile, hai un periodo brutto, non riesci a vedere, soprattutto la donna non riesce molte volte ad avere una lucidità in quello che sente, non in quello che vede, in quello che sente. Noi donne ci nascondiamo dietro, io so, lo sento che lui è l'uomo della mia vita, ma perché si comporta così? E vai avanti. È lì che il gioco non è più bello, è lì che passiamo alla violenza psicologica. E ti posso assicurare che moltissime donne, questo è il frutto di tantissime donne per il counselor, cioè io sono counselor e moltissime donne mi hanno raccontato le loro storie. E io poi ho creato i due personaggi. Ma non c'è un po' di masochismo in questo? Molto. Non c'è solo masochismo, c'è anche proprio e qua sono controversa e chiedo scusa già alle donne, però io la penso così, qua la donna non è vittima, qua la donna è la prima carnefice. L'uomo in questi casi fa semplicemente, e lasciatemi passare il termine, il suo dovere, cioè non ha semplicemente il suo gioco magari. Sì, esatto, sì, infatti non riesci, grazie, No, il suo per gioco. rispetto di tutti quelli che non lo fanno. No, giusto, il suo gioco, fa il suo gioco, non gli costa nulla oltretutto, perché lo fa talmente bene, non gli costa nulla. E quindi è lei la sbagliata che resta, ma quando noi parliamo della sbagliata che resta e si subisce tutte queste violenze, ricordiamoci che ci sono sempre le emozioni e i sentimenti che non riusciamo a controllare sull'altro, cioè non possiamo entrare in una storia se non siamo protagonisti di quella storia. Io in fondo al libro ho fatto anche una mia considerazione, che è proprio la considerazione. 30 secondi, perché andiamo in sigla. Ok, va bene. La considerazione. Sì, ho fatto una considerazione che ho raccontato, attenzione a dare dei giudizi sulle coppie. Non si possono dare giudizi sulle coppie, per cui psicologi, psicoterapeuti, piuttosto che psichiatri, bisogna sempre pensare, e loro lo sanno molto bene, che il giudizio è qualcosa di molto negativo se non sei il protagonista della storia. Grazie, questo è in sintesi, ma larga sintesi. Cuore in trappola, un libro su un tema d'attualità, quella della violenza psicologica tra le mura domestiche. Stefania Doimo Zilio è l'autrice e, come avete sicuramente capito, è anche una conduttrice televisiva. Grazie. A voi la prossima, Albatros è la casa editrice. Ci si vede